Al Cagliari stavolta non riesce a inseguire, a raggiungere, magari superare la Roma dopo un match comunque condotto con grande quadratura del cerchio, malgrado le tantissime assenze. Cagliari ancora una volta che conferma quindi i progressi nel 2022 rispetto al 2021, anche incassando il primo insuccesso, la prima sconfitta del nuovo anno. Cragno confermato, il suo rendimento è tornato ai livelli standard, coraggioso in diverse uscite, sbroglia le diverse situazioni con sicurezza, senza affanno, chiaramente incolpevole in occasione del rigore. Altare ermetico, dalle sue parti non si passa, sempre sul pezzo, capace di ringhiare ma senza farsi cogliere in fallo, ottimo senso della posizione e ottimo tempismo, senza sbavature. Gagliano, bentornato, qualche minuto per il nuovo battesimo, dovrà subito capire che non è più un Primavera e che da lui ci si aspettano conferme, è la grande occasione. Goldaniga intonato, si integra immediatamente nel gruppo di difesa, soffre la fisicità di Abraham ma regge perfettamente l'impatto. Carboni, il semaforo, dalle sue parti non si passa, mura più volte Zaniolo, solo una volta gli sfugge, ma risolve l'uno contro uno quasi sempre a suo favore. Zappa, timoroso, preferisce custodire con attenzione la sua corsia, si vede che è concentrato nell'imparare la fase difensiva e perde un poco dell'istintività che caratterizzava la spinta in attacco. Marin, il timoniere, prende il controllo della barca cercando di farla navigare in acque sicure, ma il Cagliari in attacco vede il mare grosso. Pereiro, latitante, scompare dal gioco, si vede raramente, avrebbe bisogno del sopramonte per spaziare e invece si trova ingabbiato senza riuscire a scappare. Nandez, furia, nato per correre e spaziare, quando entra in campo dimentica tutti i lacci e i laccetti del mercato, dà spinta alla squadra e per uno stop sporco non riesce a diventare l'eroe di giornata. De Iola, il toro, carica chiunque passi dalle sue parti, punta diverse volte all'area tentando il tiro, ma sa anche inventare l'assist per Nandez che poteva regalare il pari. D'Albert, l'incognita, è imprevedibile, purtroppo non solo in attacco ma anche in fase difensiva. Non ha disciplina, troppo difficile per lui pensare alla posizione da assumere nel chiudere l'uomo. E così è nato il rigore, anche sfortunato. Lico Iannis senza voto, João Pedro il re, sempre lui il re, anche stavolta il calciatore che va più vicino al gol, un grande leader in mezzo al campo che dà l'esempio ai compagni. Rui Patricio gli sporca la corona, mandando sulla traversa la sua deviazione. Pavoletti, il caccia, cerca di prendere tutti i palloni aerei, lotta, sbraccia, in un turbonio di botte da dare e prendere. Non gli capita l'occasione giusta per fare prigionieri. Mazzarri, il geometra, fa quadrare la squadra che riesce a occupare bene il campo e arginare la Roma. Non ha forse le carte per architettare stavolta l'aggancio e il sorpasso, si accontenta delle fondamenta.